tutto è nato una quindicina d'anni fa, quando assieme ad una mia carissima amica e compagna di squadra abbiamo avviato i corsi nella sede di Bagnolo, presso il salone della scuola dell'infanzia di Bagnolo, e ci siamo affiliate alle associazioni che gestivano la palestra comunale di Rua di Feletto. Successivamente nel 2014, spinta dal desiderio di gestire autonomamente i corsi, ho deciso di fondare l'SD Il Quadrifoglio, che oggi ha circa 96 iscritti e una decina di insegnanti qualificate PGS e Federazione Ginnastica Italiana. Alle nazionali direi che siamo arrivate con impegno, determinazione ed entusiasmo, impegno sia da parte delle atlete che hanno dimostrato voglia di mettersi in gioco e di migliorare ad ogni allenamento. Alla fase regionale hanno conquistato 6 podi divisi tra gara a squadre e gara individuale del campionato PGS Serie D, e impegno anche da parte delle allenatrici che dimostrano ogni giorno molta passione e professionalità nei confronti di questo sport. Ci tengo a ringraziare i genitori che hanno supportato il nostro lavoro e hanno creduto in noi, le amministrazioni comunali di San Pietro di Feletto e di Refrontolo e anche la Polisportiva Valcervano che grazie a spazi messi a disposizione ci hanno permesso di continuare gli allenamenti anche in epoca Covid. Direi che per entrambe le sedi, quella di Refrontolo e quella di San Pietro di Feletto, è stato un grande orgoglio arrivare alla fase nazionale. Per quanto riguarda Refrontolo, i corsi sono partiti solo 5 anni fa, quindi arrivare alla fase nazionale è stata una bella soddisfazione, e per quanto riguarda la sede di Bagnolo, San Pietro di Feletto, i corsi lì sono attivi da più tempo e questa è stata la conferma che con determinazione e tanta passione i sacrifici sono raggiungibili, perché abbiamo avuto parecchie difficoltà nella gestione e nell'organizzazione dei corsi durante la pandemia. Con che stato d'animo avete affrontato la fase di preparazione e anche quei giorni in cui vi trovavate a Lignano? Con molto entusiasmo, come dicevo prima, tensione, adrenalina sicuramente, anche perché per la maggior parte delle nostre atlete era la prima esperienza alla fase nazionale. A Lignano è stata un'esperienza a 360 gradi dove ci sono state molte emozioni, supporto tra le atlete sia nei momenti di gioia sia nei momenti di difficoltà, e noi crediamo in questo valore che dà lo sport. È stata una bella esperienza per le ragazze perché sono state nuove esperienze, nuove emozioni, il fatto di stare lontano dai genitori, di provare anche nuove esperienze alle gare. Alla mattina le svegliavamo alle 7 del mattino, andavamo a fare colazione tutte quante assieme e poi nei primi giorni siamo andate a vedere anche le gare della Serie A in modo da motivarle a fare sempre meglio anche nei prossimi allenamenti e a vedere qualcosa di nuovo che loro non avevano mai visto. Il terzo giorno hanno fatto la loro gara ed è stato molto bello vedere come si sostenevano a vicenda. La nostra associazione crede molto nel valore educativo dello sport e quindi anche non soltanto nella singola gara, ma anche il sostenersi nei momenti di gioia e anche nei piccoli momenti di sconforto e di agitazione prima della gara. È stato molto bello infatti vedere il sostegno, lo spirito di squadra che c'è stato in quei momenti. Già a inizio anno le bambine erano molto cariche, soprattutto dopo 2 anni di pausa a causa del Covid, e avevamo già proposto a inizio anno l'opzione di poter partecipare a delle gare. Non ci aspettavamo la qualificazione nazionale, è stata una bella sorpresa anche per noi, e comunque abbiamo lavorato da subito molto bene su tutti gli attrezzi, abbiamo introdotto attrezzi nuovi, anche sulla preparazione fisica. Erano molto entusiasti appunto per tornare in palestra. E diciamo che in gara, appunto come ha detto Melissa, hanno visto comunque atleti di livelli superiori e questo l'ha spronate molto nel terzo giorno di gara. Stanno iniziando a prendere anche molto più coscienza dei loro errori, si guardano dopo che hanno fatto la gara,
capire cosa possono migliorare già da sole, senza dover sentire per forza i nostri commenti, i nostri consigli. Quindi penso che comunque questa sia stata un'esperienza molto importante per loro, sia dal punto di vista da atleta, ma anche dal punto di vista umano, di coesione con le altre bambine, anche con bambine di altre società e di altre età anche.